Pronto? Parlo con la protezione civile. Senta! Qua in Sicilia piove ininterrottamente da 2 ore, io non me la sento di uscire di casa. Come? Perché? Perché in Sicilia non ci siamo abituati a tutta questa pioggia. Noi eravamo belli tranquilli a febbraio con le maniche corte e con i pantaloncini e si è messa a piovere. Noi non siamo attrezzati per queste cose qua. I prezzi degli ombrelli sono subito schizzati alle stelle. Ora costano di più del caviale norvegese. Come? Siamo esagerati. Ma quando mai? Qua in Sicilia se piove per 5 minuti ininterrottamente, noi ci sentiamo alluvionati. Il sindaco ha chiesto lo stato di calamità naturale. Mia sorella e i suoi figli a scuola non ce li ha mandati. Come? Sto scherzando. Senta! In queste 2 ore di pioggia si è fermata l'intera economia regionale. Tutti gli impiegati che avevano appena timbrato il cartellino non sono potuti andare né al bar e nemmeno al mercatino per fare la spesa. Sono dovuti rimanere in ufficio a lavorare. E non accadeva dal 1972. Con tutta questa pioggia, i pizzini dei latitanti si sono bagnati. Ora non si capisce più chi deve vincere gli appalti. Sì, con tutta questa pioggia si sono scoperti tutti i falsi invalidi. Gente che da 20 anni stava sulla sedia a rotelle, ha cominciato a correre perché si stava bagnando. I ciechi sono andati in garage a prendere le automobili. Sì, sembrava di essere a Lourdes. Come? Ah, domani migliora? Ah, domani c'è bel tempo, meno male, perché domani mattina abbiamo organizzato con i colleghi di ufficio una grigliata in spiaggia. Come? Lavorare. Pronto? Pronto? E con questo brutto tempo è caduta la linea!